Deve essere contenta, no, dicono, te lo dico, deve essere contenta la mamma. Però so che hai avuto un bellissimo, sei reduce insomma da una bellissima esperienza. Eleganzia si sta espandendo, noi facciamo eventi in tutta Italia di ogni genere, direi, perché non solo carnevale, ma cerchiamo di unire anche l'arte, la musica, lo sport, quindi siamo poliedrici. E qualche briciola d'amore che non ti ho mai dato, scusa se ho sbagliato. Ed eccoci qui, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti all'Eden, facciamo un applauso, che belli quanti siete! Nessuno che si è vestito da carnevale tranne due, che li ho già visti in giuria, mi hanno un po' inquietato. Dovete sapere che io ho paura, sono un po' paurosa su certe cose. Loro non so se riuscirò molto a guardarli negli occhi, anche perché hanno degli occhi molto molto particolari, però insomma dopo parleremo anche di loro, del Carnevale di Venezia, che è conosciuto in tutto il mondo per la sua unicità, per la sua bellezza assolutamente intramontabile. Allora io intanto ringrazio tutti voi per essere qui questa sera in questa quinta selezione di Miss Eden. Siamo arrivati alla fine di questo percorso all'Eden, quindi ringraziamo ancora una volta i titolari per averci permesso di essere qui anche questa sera in questa bellissima serra, ma ringraziamo ovviamente Tu Modella per un giorno, Manola Tabacco e lo staff per organizzare questi eventi. Facciamo un applauso giustamente a Manola, che è veramente fenomenale, organizza questi eventi per ragazze giovanissime e dà possibilità veramente anche molto importanti poi di proseguire su questa strada bella ma difficile. Quindi dicevamo quinta selezione, come sempre avremo due uscite, la prima in abito elegante, la seconda questa sera, signore e signori attenzione, il tema della serata, ovvero la maschera più sexy. Vedremo queste ragazze come interpreteranno il loro carnevale, cosa ci proporranno, e in questa seconda uscita ovviamente sempre con votazione. Come sapete però gli eventi targati Tu Modella per un giorno hanno bisogno di grande aiuto e ovviamente di supporter. Ringraziamo i partner di Tu Modella per un giorno: Eden Venezia, Orchidea Blu, Vodafone, Mario No, BU, che questa sera ci porterà un'altra sfilata molto molto interessante, come anche Francesca Simoni, che la vedo lì. Ciao Francesca Simoni Abbigliamento. Grazie anche a Grafiche 3, G di Ferro Blog. Dov'è Marietto? Madonna Mario, ma sempre con quel faro. Ma guarda che ti vedo che sei dietro la palma, ti vedo. Mario è immancabile. Grazie anche a Mitri Gioielli, ideatrice e realizzatrice Francesca Brollo della meravigliosa corona che viene consegnata alla prima classificata. Ovviamente grazie anche a Me Magazine e questa sera a My Fashion Pazzo. Un applauso, grazie a tutti per averci permesso di realizzare quest'ultima selezione qui all'Eden. Allora, vi dicevo, due uscite, prima in abito elegante, seconda dedicata al tema della serata, e poi ci saranno dei momenti moda, li ho già un po' annunciati, quello di BU Abbigliamento, quello di Francesca Simoni e anche
anche quello di occhiali Red Phones. Prima di andare a vedere però le ragazze che sono già passate, che quindi accederanno alla finalissima che si terrà il 9 maggio se non erro, andiamo a presentare la giuria, perché saranno loro a giudicare queste ragazze questa sera in questa quinta sera. Che ridi, Barbara? Mi fai paura a non ridere. Ah, ma forse perché non riesce a chiudere la bocca? Ah no, la riesce. Ah no, la riesce. Parli un po' male. Allora, vado a presentarvi la giuria, come vi dicevo. Partiamo da Carmine Montefusco. Buonasera Carmine. Bentornato. Consigliere municipalità di Marghera. E tutto bene? Benissimo. Pronto? Vai. Com'è la signora, la tua sinistra? Meraviglioso. Meraviglioso, bene. Grazie anche a Paolo Tosetto. Ciao Paolo, grazie per essere tornato. Bravissimo fotografo, esperto di make-up, insomma, ti avevo visto in un percorso bello in un altro locale e questa sera sei qui in giuria. Bene. L'ho annunciato prima. Barbara Tagliapietra. Barbara, presidente di Eleganza Spettacolo, direttamente, potremmo dirlo, dal Carnevale di Venezia, in questa Miss, come dire, un po' d'oltretone. Come? Una vampira sexy. Una vampira sexy, sì. Avete festeggiato così ieri San Valentino? No. No. Oggi. Oggi c'era il raduno dei vampiri. C'era raduno dei vampiri? Ho organizzato io. Hai organizzato un raduno di vampiri? Interessante. E la prossima volta vengo anch'io, sicuramente. Grazie Barbara. E al suo fianco c'è Gianni Fofano. Che meravigliosa coppia. Grazie Gianni. Poi parleremo meglio insomma anche del Carnevale di Venezia, perché merita, siamo nel pieno del Carnevale, quindi è giusto anche dare qualche informazione in più. Grazie a Paolo Minato. Ciao Paolo, bentornato. Benvenuto qui, ben ritrovato per me, ci siamo visti un po' di tempo fa. My Fashion Box, seguiteli perché fanno dei contenuti molto interessanti. Vi grazie Paolo per essere in questa giuria e grazie a Mi Magazine, Renato Trincanato. Tutto bene Renato? Ti sei vestito, mi hai detto prima? Grazie anche per partecipare a quest'ultima selezione a Maurizio Bernengo, direttore artistico Eleganza e Spettacolo. Con te Maurizio per il Carnevale. Chi manca secondo voi? Se non Chip e Chop, la coppia più bella del mondo, standard del mondo, chiamateli come volete, Ezio De Nicola e Enrico Pegoraro, i nostri giudici di voto. Loro raggrupperanno le due votazioni e insomma terranno un po' le fila del discorso, o meglio i numeri che verranno decisi e scelti dalla nostra giuria. Ringraziamo anche il nostro DJ Leonardo. Ciao Leonardo, grazie per darci la possibilità a me intanto di avere una voce e poi ovviamente anche di allietare con un po' di musica questa serata. Allora, ho presentato gli sponsor, ho presentato la giuria ed ora è il momento di rivedere ancora una volta le ragazze che sono passate alle selezioni e che quindi accedono alla finalissima di Miss Eden. Le facciamo entrare, io mi metto qua, spero che non fischi. Un bel applauso per le finaliste: Mayla, Miss Eden, Rachele, Miss Refill, Susanna, Miss Tu Modella per un giorno, Silvia, Miss Happy Stars, Maria Sole, Miss Litri Gioielli, Serena, Miss Tu Modella per un giorno, Rotta, Miss Mi Magazine, Nicole Masero, Miss Barcalà, Aurora, Miss Eden, Miss Tu Modella per un giorno, Marisa, Miss Mi Magazine, Corriato, Miss Comportamento, Veronica, Miss Barcalà, Giada, Miss Eden, Rachele, Miss Barcalà, Miss Nicole Nosto, Orchidea Blu, Chiara Trincanato, Francesca Simoni, Filamento, eccole qui tutte le miss che hanno partecipato e si sono messe
accedono alla finalissima Miss Eden, e tutte schierate in questo bel semicerchio. Loro sì, ormai hanno già fatto il loro percorso, hanno già provato le emozioni di stare di fronte alla giuria e di sfidare ovviamente in queste 4 selezioni di Miss Eden. Allora ragazze, grazie ragazze. Ci vedremo alla finalissima. Chissà però chi li vedremo ancora questa serata, questa ultima selezione, chi conquisterà la nostra giuria. Votazione da 5 a 10. Ad ogni selezione, scusate, ad ogni uscita voi avete la possibilità di, e l'obbligo anche, non solo la possibilità, di giudicare le nostre ragazze. Pronta giuria? Pronti? Pronto pubblico? Ok. Grazie. E ci vuole anche a me, sa, alle volte un po' di supporto, perché non è sempre semplice. Bene, pronto? Allora cominciamo dalla numero 1, Anna Maria Zuin. Giuria, la prima votazione di questa ultima selezione. Sulle palline. 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7. Molto bene, grazie Anna Maria. Continuiamo con la numero 2, Irene Meneghini. Giuria, votiamo. 6, 9, 8, 8, 8, 8, 7. Grazie Irene. Continuiamo con la numero 3, Carina Mann. Giuria, votiamo. 7, 8, 7, 8, 8, 7, 7. Grazie Carina, complimenti. E continuiamo con la numero 4, Alessandra Deste. Giuria, votiamo per
quello che è il tema dato alla maschera più sexy. Vedo la Manola. Sì, Manola sta arrivando, quindi penso sia tutto pronto. Molto bene. E allora, ricominciamo con il concorso. Seconda uscita, la maschera più sexy, dalla numero 1, Anna Maria Zuin. E votiamo per Anna Maria. 8, 7, 6, 8, 9, 9, 8. Grazie, grazie ad Anna Maria, complimenti. Con la numero 2, Irene Meneghini. Vediamo le votazioni. 9, 8, 7, 7. Indeciso Renato, ma arriva il 9, 8, 9. Complimenti, grazie Irene. Ed ora la numero 3, Carina Mann. Nove, 9, 9, 8, 8, 9, 9. Questo squadro di aria scosso anche gli altri della nostra giuria. E allora andiamo avanti però con la numero 4, Alessandra Leste. Vediamo le votazioni per Alessandra. Arriva il 10, 9, 9, 10, 10, 9, 9. Complimenti Alessandra. Catwoman. Penalità. Che spaura, Interpretazione meravigliosa di Alessandra, premiata dalla nostra giuria. Ma andiamo avanti con la numero 5, Erika Di Stefano.
Storkaggine. Votiamo per Deborah. 7, 8, 9, 7, 8. Grazie Deborah. E andiamo avanti con la numero 8, Valentina Sassaro. Sbarcano 10, allora 10, 9, 10, 9. Complimenti alla collega Valentina Sassaro. Andiamo con la numero 9, Rosina Solomon. Salve tutti per questa sera, grazie Cosmina. Andiamo con la numero 10, che è Giulia Alessandra Zavescu. Giulia Alessandra Stavescu. Andiamo con la numero 11, Eleonora Castignano. Grazie anche a Erika, facciamo un applauso a tutte le 12 ragazze che hanno sfilato su questa passerella. Tra pochissimo scopriremo chi passa alla finale di Miss Eden. My Fashion Box! Pazzeschi, dovete seguirli, fanno un sacco di cose molto interessanti. Comunque ragazzi, andiamo con le premiazioni. Giro il foglio. Quinta classificata, però aspetta, dove sono le ragazze? Sono pronte, eccole là. Le rivediamo tutte, le 12 ragazze in concorso, prego!
classificata Miss B Magazine riceve il premio di turno dalla produzione. Allora, Miss B Magazine ovviamente viene Renato Trincanato. Miss B Magazine è numero 3 Carina Magna. Classificata Miss My Fashion Box è Paolo Milazzo, eccolo lì. Quarta classificata Miss My Fashion Box è la numero 4 Alessandra Deste. Terza classificata Miss Bio Abbigliamento premia Ruxandra, facciamo un bellissimo applauso a Rux. Numero 11 Eleonora Castagnaro. Alessandra, complimenti a Eleonora Castagnaro. Seconda classificata Miss Barcalà, a premiare Stefano Alleghetti. Miss Barcalà è numero 9 Cosmina Solomon. Consegniamo la fascia. Consegnato anche l'otto da Mitri Gioielli. Seconda classificata Miss Barcalà Ina Solomon. Complimenti Cosmina. Grazie ancora Stefano Alleghetti, grazie e complimenti a Cosmina. Ed ora prima posizione, prima classificata in questa quinta ed ultima selezione di Miss Eden, a premiare Francesca Brollo. Questa sera sembra un po' Twiggy, l'ho detto anche prima, meravigliosa. Mettiti
in centro, in centro. Prima classificata, Miss Eden è... Che? Cosa? Ah, non mi fa così. Ah, scusa, ok, aspetta, un attimo. Dai, è che sono legata, non riesco a venire là. Perché? Mi hanno attaccato al filo. Capito? Vieni. Sì. Sì. Prima. Ok. È il quarto 8. La numero 8. Bellissima Valentina, mentre io ringrazio ancora tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa serata, quindi grazie ancora a Eden, ma grazie a tutti i partner, Orchidea Blu, Vodafone, Mario Non, BU, Francesca Simone Abbigliamento, Graphic Design, Judy Ferro Blog, Digital, New Magazine e My Fashion Box. Grazie alla nostra giuria, grazie a tutto il nostro pubblico, grazie anche a